Omicidio a Jesolo del tabaccaio Roberto Basso, le ultime immagini del 64enne riprese dalle telecamere di Piazza Marina. Si esclude la rapina, indagini tra le conoscenze della vittima. Colpito davanti a casa con 2 proiettili sparati a bruciapelo per il tentato omicidio di Chiarano, indagato il cugino della vittima. Nella notte i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione. Verona tenta un colpo con dei complici ad un chiosco, all'arrivo delle volanti fugge e si getta nell'Adige sparendo tra i flutti, ricerche in corso da stamattina. Fuga di gas in una casa colonica a San Gregorio nelle Alpi, ferito gravemente un anziano ricoverato ai Grandi Ustionati di Padova, un vicino si è lanciato tra le fiamme per salvarlo. Il Mose potrebbe andare in sofferenza già nel 2060, emerge da uno studio coordinato dall'Università Ca' Foscari sulla sostenibilità economica dell'opera, i cui benefici restano però superiori ai costi. Vicenza, città blindata per la 3 giorni delle penne nere, massiccio dispositivo di sicurezza messo in campo tra uomini e mezzi, e nel giorno della sfilata è previsto l'arrivo dei rappresentanti del governo. Centinaia di bambini padovani a lezione di sport stamattina in Prato della Valle con 4 insegnanti d'eccezione, 4 campionissimi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con l'omicidio di Roberto Basso, il tabaccaio di Jesolo. Le indagini continuano serrate, gli inquirenti indagano tra le conoscenze della vittima. Mistero e incertezza avvolgono ancora il tragico omicidio di Roberto Basso, strozzato e colpito più volte alla testa con un oggetto contundente nella sua casa in via Antiche Mura a Jesolo. Le ipotesi sull'accaduto sono molteplici e nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti continuano a indagare a tutto campo, esaminando ogni dettaglio e coinvolgendo tutti i possibili attori. I carabinieri in queste ore stanno visionando le telecamere di Piazza Marina. In alcuni frame di una telecamera hanno individuato il tabacchino che usciva dal suo negozio alle 23:50. Sono le ultime immagini che ritraggono l'uomo mentre va a casa. Il giallo persiste mentre le indagini rivelano nuovi dettagli, l'uso della scala da parte di un parente e la presenza di una consistente somma di denaro nelle tasche del 64enne sembrerebbero escludere l'ipotesi di una rapina finita male. L'affetto degli amici e dei commercianti per la vittima è palpabile, altri fiori sono stati posati all'ingresso della tabaccheria, così come quello dimostrato verso i familiari che in questo momento difficile preferiscono rimanere riservati. Il fratello Andrea, circondato dall'affetto dei suoi nipoti, chiuso in casa, preferisce non parlare, così come un altro componente della famiglia. Chi è? Salve, siamo dei giornalisti, è possibile parlare con... Buona giornata. Anche la sorella Francesca preferisce non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo la famiglia di Roberto è al centro dell'attenzione, ma nessuna accusa viene formulata poiché tutto rimane nel campo delle ipotesi. Gli uomini dell'Arma, a diversi componenti della famiglia, hanno sequestrato il telefonino per accertamenti. Non risultano minacce o dissidi, tranne un episodio che vede come protagonista Andrea. Ricordiamo un avvenimento che era successo un po' di tempo fa, era andato un po' in escandescenze nella tabaccheria del povero Roberto, dove aveva rovesciato un po' di carrelli, un po' di oggetti verso la strada. Insomma non sarebbe, diciamo, nuovo a questo tipo di fatti. Era piuttosto aggressivo con il fratello, ma per quale motivo? Quello che si dice qui a Jesolo è che fossero state questioni di eredità o comunque di caratteri differenti. In genere quando succedono questi litigi parte sempre tutto dai soldi. L'autopsia programmata per giovedì potrebbe fornire nuove informazioni cruciali per gettare luce su questo enigma. Restiamo in attesa della conferenza stampa della Procura di Venezia, che si spera possa portare chiarezza su questo intricato caso. Era stato colpito lo scorso marzo davanti a casa da 2 proiettili sparati a bruciapelo. 33enne kosovaro si era salvato per miracolo. Ebbene, ora è indagato per tentato omicidio il cugino che abita a Salgareda. Stanotte i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione.
Hanno fatto irruzione nella notte a casa di Balai Edmond, 33 anni, i carabinieri supportati dall'aliquota primo intervento di Padova e dall'unità cinofila. In pochi istanti i militari dell'Arma hanno circondato l'abitazione a Salgareda. L'uomo è stato fermato. Sarebbe coinvolto nel tentato omicidio del cugino Kukiki Aydin, 36 anni, dipendente di un'azienda del Veneziano. Potrebbe essere uno degli esecutori materiali o il mandante del gravissimo fatto di sangue. Lo scorso 7 marzo 2024 la vittima è stata raggiunta da 2 colpi di pistola proprio davanti a casa a Chiarano, ferita ad un fianco e ad una gamba. Ancora non mi sono ripreso fisicamente, psicologicamente, comunque è stato dura. Per il 33enne bloccato dai carabinieri è scattato anche l'arresto. Gli investigatori da tempo stavano monitorando i suoi movimenti tra Italia e Kosovo. Su di lui pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nel 2022 dal Tribunale di Venezia per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Treviso per espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione. I militari dell'Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno notificato allo straniero anche un avviso di garanzia per reati aggravati e in concorso di tentato omicidio del cugino e detenzione e porto illegale di armi, procedendo ad una serie di perquisizioni a suo carico che hanno permesso di acquisire ulteriori elementi di interesse investigativo. Sotto la lente di ingradimento degli inquirenti i cellulari del 33enne. Quella mattina del 7 marzo 2 persone in scooter travisate con casco hanno esploso 2 colpi di pistola contro il 36enne che stava andando a lavoro. I suoi nonni sono venuti qui a trovarci dopo l'accaduto e allora abbiamo preferito di mandare via i bambini in maniera che dopo quello che era successo stessero un po' più tranquilli. Per un po' di tempo i piccoli sono stati in Germania, ma la paura non è passata, ci dice l'avvocato. Sì, si ha paura soprattutto per i piccoli, perché sono veramente piccoli, perché hanno visto, non hanno visto la scena diretta, però nell'immediato hanno visto il loro papà ferito, sono andati in ospedale. Kukiki Aydin non è ancora tornato a lavoro. No, ancora non sono tornato a lavoro, perché ho le ferite, una è ancora aperta e le altre sono migliorate. Fondamentali saranno anche le immagini della videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso lo scooter con i 2 malviventi. Ed ora sospendiamo la cronaca per aprire una parentesi dedicata alla Dunata degli Alpini il prossimo fine settimana a Vicenza, una grande festa che interessa le penne nere ma non solo, davvero tutti, da grandi e piccini. Per questo ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Sharon Di Carlo con la collaborazione di Alberto Pivetta. A te Sharon. Sì, buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori. Lo vedete, la festa alpina qui a Vicenza è già cominciata. Però Marta, dalle vecchie, per così dire, alle nuove generazioni, perché io questa sera sono in compagnia di un alpino speciale. Sono qui con Mattia, 5 anni di Cavazzale. Buonasera Mattia. Buonasera. Tu sei un alpino di eccezione, 5 anni e già questa grande passione per gli alpini. Sì. Come mai? Da dove arriva questa passione? A Bassano. Dal nonno? Sì, dal nonno che è morto da una volta. Però ti ha lasciato questa grande passione per gli alpini. Sì, tutte queste robe da in guerra non si devono fare. È brutta la guerra, non si fa perché è brutta e poi si devono stare gli alpini in dunata con tutti gli amici. Un bellissimo messaggio questo Mattia. Ma tu ci sarai qua presente per la dunata? Sì, è bella la dunata quando ci saranno tutti gli alpini. Ma tu hai anche 2 pompon nel cappello, cosa rappresentano questi pompon? Rappresentano tutte queste leggende di una volta in guerra che sembrano in verde, è la cosa in capitale degli alpini dove ci sono tutti gli alpini. Che bello Mattia! Blu serviva per tutti i giorni quando erano in guerra. Ok, io so anche Mattia che tu hai una canzone, meglio un canto da cantarci. Sei pronto? Sì. Eccoci qua. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su per i monti a guerreggiare, oi la la, e viva il reggimento, e viva
evviva il corpo degli alpini, evviva il reggimento, evviva il corpo degli alpini. Bravissimo, grazie Mattia. Allora, così giriamoci verso Marta e salutiamo Antena 3. Ciao! Ciao a tutti, Marta, a te la linea. Grazie Sharon. Dalla festa al dispositivo di sicurezza, perché naturalmente, visto il grandissimo afflusso di persone che è previsto in città, questa mattina si è riunito il Comitato Ordine e Sicurezza. Vediamo. Vicenza blindata per l'adunata. Comitato per l'ordine e la sicurezza riunito oggi per definire gli ultimi aspetti che vedranno impegnati nella 3 giorni delle penne nere 1 migliaio di uomini. Un altro aspetto che riguarda la sicurezza di tutte le personalità presenti e che è stato oggetto oggi di esame da parte del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica riguarda l'interdizione dello spazio aereo. Quindi si è convenuto che già venerdì, sabato e domenica verrà adottato da parte del sottoscritto un provvedimento di interdizione dello spazio aereo che riguarderà come raggio tutta la parte comprendente le 3 zone interdette, quindi la zona rossa, arancione e gialla, e che si sviluppa su un'altezza di 4.500 piedi. Il divieto ovviamente riguarderà tutti i velivoli privati, quindi da diporto, quelli sportivi, i cosiddetti droni che ovviamente non potranno sorvolare quello spazio aereo. Nuclei operativi speciali saranno impiegati nei punti strategici, dal nucleo antisabotaggio ai nuclei cinofili, ai tiratori scelti, così come i reparti volo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le unità operative di pronto impiego, quindi sia dei Carabinieri che della Polizia di Stato, quindi poi i corpi speciali, antisabotaggio, antiterrorismo, troveranno applicazione anche il piano antiterrorismo e il piano NBCR, che sono quelli che sono stati approvati dalla Prefettura e che sono ancora vigenti. Dispositivo di sicurezza con attenzione particolare alla giornata di domenica e all'area della sfilata. La sigillatura dei tombini, per come già era stato preannunciato, e lo svuotamento e la rimozione dei cestini portarifiuti in un raggio di 10 metri dai luoghi delle sfilate, questo per maggiore sicurezza. Tutti i siti saranno oggetto di bonifiche preventive da parte dei reparti speciali. Un piano che via via aggiunge nuovi tasselli anche in virtù delle personalità che confermeranno la loro presenza. Il governo verrà rappresentato dal ministro Crosetto, dal ministro della Difesa, quindi sì, sono state preannunciate ma ancora non sono ufficiali altre presenze di rappresentanti di governo. Fedeli compagne degli alpini, oggi le mule del gruppo di Enego sono entrate in città. Vediamo. Gli ultimi passi questi di una lunga camminata. Proprio una lunga camminata. Da dove siete partiti? Siamo partiti da Bassano, dal Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, città di Bassano. Com'è andata? Bene, a parte ieri con l'acquazzone di... Purtroppo. Ma la pioggia non vi ha fermato? Assolutamente, gli alpini non fermano nessuno. Quanti chilometri avete fatto? Saranno più di 40 chilometri. Una bella tiratina, dai. Che cosa porta a casa da questa passeggiata? Siamo vecchi di mestiere, ogni adunata è nostra. Portiamo a casa una grande soddisfazione perché giochiamo in casa. Vicenza è una città da mare. Questa è la prima camminata che fate da Bassano? Sì, è la prima perché non ci è mai capitata una adunata così vicino, insomma, in tanti anni. E quindi quest'anno abbiamo pensato di partire, insomma, dalla splendida città di Bassano, che è un monumento per gli alpini, e arrivare a Vicenza, insomma. E allora benvenuti a Vicenza. Grazie mille. E chiudiamo questa pagina dedicata all'adunata degli alpini. Torniamo alla cronaca. Assieme a 2 complici stava cercando di scassinare la porta del chiosco bar all'ingresso del parco giochi dell'ex Arsenale di Verona quando sono arrivati gli agenti delle volanti. Per sfuggire alla cattura, l'uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, si è gettato nel fiume Adige tra Ponte Garibaldi e Ponte Pietra. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Subito sono scattate le ricerche che sono proseguite per tutta la giornata.
da parte dei vigili del fuoco intervenuti con l'elicottero a sorvolare la zona e da terra con 2 squadre, compresi i sommozzatori di Vicenza. L'uomo si è gettato vestito nel fiume, è stato visto annaspare e poi scomparire tra i flutti. Ed ancora cronaca dal Bellunese, fuga di gas in una casa colonica a San Gregorio nelle Alpi, ferito gravemente un anziano. L'ho tirato fuori perché so che era là. Il signore dov'era? Sul divano. Sul divano. Stava dormendo? Sì. No, era un po' intontito, no, era un po'... Per il fumo magari? Però non si alzava. Parla Remo Palus, eroe del giorno, che mosso da uno slancio d'altruismo e incurante del pericolo si è lanciato in mezzo alle fiamme divampate nella casa colonica attigua alla sua stalla, dove come tutti i giorni stava mungendo le vacche, per mettere in salvo Giovanni Andric. Lo tira fuori. Coraggioso anche però, Dio, bisogna darsi sempre coraggio. Ho visto che rende attento da tirare fuori sto Giovanni, lo porta fuori ed era tutto massacrato. Sangue che ignora per tutti i cantori. Come che le è successo non so proprio, perché... L'anziano di 79 anni versa in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stamattina, poco prima delle 7:30, una violenta deflagrazione causata molto probabilmente da una fuga di gas ha distrutto la casa dei primi dell'800 in località Romagno, nella frazione di Fumac di San Gregorio nelle Alpi. Remo Palus ha trovato Giovanni Andric accasciato sul divano, privo di sensi e con ustioni diffuse. L'ha caricato di peso e trasportato in giardino. I sanitari dell'eliambulanza del SUEM di Treviso e quelli dell'ambulanza di Feltre hanno prestato le prime cure al 79enne, che è stato intubato e trasferito a Padova. L'allarme è stato lanciato dal nipote dell'anziano. L'allerta è arrivata alle centrali del SUEM 118 e dei vigili del fuoco arrivati da Belluno e da Feltre, anche con il supporto dei volontari. L'abbiamo soccorsa subito, c'era il nostro collega che abita qua vicino, che è venuto anche prima di noi, e ci ha dato indicazioni su come intervenire. I pompieri sono stati impegnati a lungo per circoscrivere l'incendio e per mettere in sicurezza ciò che resta della casa colonica, completamente distrutta. Abbiamo cercato appunto di spegnere questo incendio, soprattutto confinandolo che non invada le parti laterali, destra e sinistra, le 3 abitazioni. E stiamo ancora lavorando per smassare. Sulle cause della deflagrazione si propende per la fuga di gas. Abbiamo trovato delle bombole di gas, però non abbiamo ancora individuato precisamente il punto di innesco, perciò stiamo ancora lavorandoci. Ogni elemento è stato raccolto per le indagini. A Fumac di San Gregorio sono arrivati anche i carabinieri e il personale tecnico del comune. Il pensiero ora è rivolto a Giovanni Andric. La comunità intera è in apprensione. Il Mose potrebbe andare in sofferenza nel 2060, emerge da uno studio coordinato dall'Università Ca' Foscari sulla sostenibilità economica del sistema che dal 2020 protegge Venezia dall'acqua alta. Emerge però anche che i benefici economici del sistema Mose superano significativamente i costi di investimento e delle conseguenze sulle attività portuali, anche se le dighe mobili rischiano di essere stressate molto prima di quanto pianificato dai progettisti, senza tener conto del cambiamento climatico. Ecco perché dal 2060 potrebbero esserci delle difficoltà. Cambiamo pagina, torniamo a Padova ora, perché sono stati davvero fortunati centinaia di bambini padovani che stamattina hanno potuto provare delle lezioni di sport con 4 insegnanti d'eccezione. Quattro grandi campioni dello sport, a tutti gli effetti leggende nelle loro discipline, questa mattina hanno trasformato Prato della Valle in una palestra a cielo aperto, accolti da un'ovazione. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Castrogiovanni sono arrivati in città per la terza tappa del più importante tour sportivo educativo italiano, un campione per amico, giunto alla 23esima edizione. Ad attenderli centinaia di alunni delle scuole primarie di Padova, che con loro hanno potuto provare il tennis, la pallavolo, il calcio e il rugby. Per tutti, ecco i loro consigli e i loro messaggi. Lasciargli un bel ricordo proprio dello sport, fatto con spensieratezza e con il sorriso. Un ragazzino può decidere di scegliere qualsiasi tipo di sport, perché noi vediamo che in questi tour purtroppo tanti bambini sono legati alla tecnologia, iPad, telefonini, PlayStation. E quando a un bambino dico che sport fai? Non faccio sport, gioca alla PlayStation.
Va bene giocare alla PlayStation, ma devi fare sport, perché lo sport è troppo importante nella crescita di un bambino. Questi ragazzi, come avvicinarli al rugby? Beh, credo che in questa città sia un pochettino più facile, sono più avvantaggiato, credo che sia una delle poche città dove sapranno cosa vuol dire passare la palla indietro, però sì, piuttosto credo che ai bambini bisogna farli divertire, hanno tempo per diventare grandi e pensare a vincere, credo che a questa età i bambini devono fare lo sport per quello che è, per divertirsi e per stare bene. Io devo innescare il divertimento, se il bimbo si diverte ricercherà poi automaticamente dove giocare a spikeball e a volley 3. Nasco ovviamente trevigiano, ma penso che le radici siano ben piantate, una terra, il Veneto, che guardate un po' ha anche regalato un palcoscenico importante per le nostre ragazze del City in Volley che hanno vinto i campionati europei a Cahors e ora saranno alle Paralimpiadi di Parigi. Tutto il nostro mondo e soprattutto il modo di essere trevigiano e disperdere ovviamente in tutta Italia quella voglia di essere frizzantino come un prosecco e lungo come radicchio trevigiano sfodone. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica aumenta sul nostro territorio. Il tempo sarà buono nella giornata di giovedì 9 maggio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, senza precipitazioni degne di nota, ampio soleggiamento ovunque, con cielo sereno o al massimo con qualche nube qua e là. Le temperature saranno in aumento, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese tra 21 e 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, come ci mostra la grafica, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio tuttavia sarà possibile qualche locale rovescio sulle prealpi carniche. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 21 e 25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Il tempo infatti sarà abbastanza soleggiato con qualche nube. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 25. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.